Chi occuperà la poltrona lasciata vuota da Raffaele Sanzo? La corsa dentro Aula Solnano è partita. La seduta per riportare il numero dei consiglieri a 30 è stata convocata per il 10 maggio. In quell'occasione Calogero Longe, primo dei non eletti della lista Agrigento Rinasce, farà il suo ingresso a Palazzo dei Giganti. Resta da capire quale casacca indosserà. Quella della maggioranza da cui proviene o quella dell'opposizione alla quale sembra essersi promesso. I rumors parlano di un suo possibile approdo in Forza Italia. La truppa berlusconiana dunque andrebbe ad ingrossarsi. Attenzione però, perché tra i Galliani, Spataro, Giacalone e Civiltà, a cui dovrebbe aggiungersi Alonge, e i iacoliniani, Giorgia e Salvatore Frazzone, non corre buon sangue. I numeri parlano di 6 consiglieri, ma il gruppo, seppur il più consistente in aula, non è compatto. Il primo passaggio per poter occupare il ruolo della vice di Daniela Catalano passerebbe da una ricomposizione interna e poi da un'intesa con le altre forze di opposizione che da tempo rivendicano una presenza all'interno dell'ufficio di presidenza occupato dai partiti della maggioranza. E proprio oggi il coordinatore provinciale degli Azzurri, Vincenzo Giambrone, mette le mani avanti. Finora c'è stata una grave discriminazione, evidenzia, in quanto oltre alla presidente Catalano e il vicepresidente vicario Sanzo, anche il vicepresidente Urso milita nella maggioranza, avendo lasciato Forza Italia per trasferirsi nel partito di Alfano. Ora il Consiglio Comunale ha l'occasione di ristabilire un corretto e democratico principio di rappresentanza, correggendo l'attuale distorsione, puntualizza Giambrone, tramite l'elezione a vicepresidente vicario del Consiglio di un esponente di Forza Italia come compensazione del caso Urso. Ma cosa pensa e come si muoverà l'altro gruppo di opposizione numericamente consistente? I dimoriani, freschi di divorzio da Firetto, asseconderanno le richieste di Forza Italia o anche loro alzeranno il tiro? E poi c'è da capire cosa faranno i partiti della maggioranza qualora abdicassero alla poltrona. Seguiranno gli ordini di scuderia o andranno in ordine sparso? La seduta del 10 maggio potrebbe delineare nuovi scenari al comune di Agrigento.